Graziadedda così strana, così diversa dalle altre bambine, perché è vero che assolveva con diligenza ai compiti domestici che erano ineluttabili nelle famiglie del tempo, ma è altrettanto vero che quelli erano doveri. Il suo spirito era altrove e anche nel compiere queste attività che la famiglia le chiedeva, fosse la collaborazione domestica quotidiana o la partecipazione alle attività particolari come la preparazione del pane o quella straordinaria dell'uccisione del maiale, della trasformazione delle carni, argomenti ai quali ha infatti dedicato anche novelle. La sua mente e il suo cuore erano altrove, il suo desiderio era quello di andare verso il racconto e la lettura, e quindi era assetata di letture. Come avrebbe potuto farle se non attingendo ad una piccola biblioteca familiare che via via andava formandosi proprio grazie alla possibilità che i fratelli le davano di accedere alla propria stanza, che era camera da letto, piccola biblioteca, laboratorio di esperimenti, luoghi nei quali anche la geografia dei posti lontani veniva incontro a Graziadedda attraverso gli atlanti e i volumi che i fratelli portavano in casa. Dunque determinante questo aspetto familiare. Un'aggiunta alla formazione familiare le viene da un altro uomo che è il sacerdote, zio di Graziadedda, che affina, diciamo così, le competenze di Graziadedda nella scrittura e nelle materie che a scuola non aveva potuto di fatto completare.